Bella you, bentornati su Real Napoli Football. Ragazzi, andiamo da una striscia di 3 partite veramente brutta, con 2 sconfitte immeritate e un pareggio che non ve lo dico proprio. Andate a vedere la partita con la Turchia perché un player così tossico non l'ho mai visto. Detto ciò, andiamo a cercare il prossimo avversario. L'avversario di questa puntata è, come sempre, se vi fa piacere supportarmi in questa scalata verso la Divisione 1, se mai ci arriveremo con solo giocatori del Napoli, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale, commentate per farmi sapere che ne pensate di quello che state per andare a vedere. Detto ciò, vediamo che succede, vediamo chi ci capita, chi ci tocca in questa puntata. Napoli-Galatasaray. Napoli-Galatasaray. Vediamo se riusciamo a rimettere la freccia. Napoli-Galatasaray, ma perché Giannino non gioca? Mi sa che mi tocca giocare con Giannino Di Lorenzo. Sì. No, Di Lorenzo. Assolutamente. No. Assolutamente no. Di Lorenzo. Parte Di Lorenzo titolare. Oppure mi gioco una fantastica difesa a 3. Oppure mi gioco una fantastica difesa a 3. Eccolo qua. Vai. Ci sono. Tanto stiamo pensando la stessa cosa, vai. A volo, che ho 80 secondi. Quindi scrivi rapido. 3-4-3. Ok, quindi tolgo Di Lorenzo e metto 3-4-3. Mi serve una... Metto Lindstrom o Traoré. Mettere Traoré. Traoré qua. Zelischi qua. E 2 mediani. Che dici? Un po' più stretti. Rachmani. Nathan. Ok, me la giocherei così. Mario alto e aggiunge un difensore. Mario alto al posto di Zielo. Ok. 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 Così? Ci siamo, penso, no? Zielo CLD. Ok. A volo. Vai. Penso che ci siamo. Vai. Andiamo al match. Osticar... non ho il tempo. Vabbè, dopo Osticar centrale, ok. 3-4-3. Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Fallo in match, ok. Temperatura gradevole. Napoli-Galatasaray. Dobbiamo fare un ultimo cambio prima di iniziare la partita, ragazzi. E cioè Osticar centrale e Rachmani a destra e si parte. Andiamo. Clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera. Rachmani allarga per Nathan. Intanto si cambiano di posizione. Attenzione, Nathan cerca Lobotka, va Anghissà, centrale per Politano, dentro per Osimhen che cerca Matteo Politano, bella penetrata, ma Ter Stegen rilancia lungo per Haaland, Nathan, Lobotka allarga per Mario Rui, scende Rui, attenzione Rui, allarga per Kvaratskhelia, male, molto male qui, attenzione, Anghissà prova ad andare a chiudere su Maradona, attenzione Zelischi che è capitano, vabbè non fa niente. Attenzione a Ostegaard, chiusura di Rachmani che prova ad allargare, niente da fare. Allora vai Ostegaard, resta là, cross in mezzo, palla fuori a Rachmani, palla per Politano che prova ad andare dall'altro lato da Rui che allarga subito per Kvaratskhelia, secondo passaggio sbagliato da Mario Rui. Attenzione Nathan, recupera palla Nathan, scende Nathan, appoggia a Mario Rui così Nathan torna. Attenzione Mario Rui, prova a crossare Osimhen, prova a spizzare, niente da fare. Rachmani prova a chiudere su Neymar, niente da fare. Haaland
Mario Rui in chiusura, arriva Nathan su Messi, Lobotka, palla per Mario Rui, il maestro, verso Kvaratskhelia che non riesce ad andarsene qui. Anghissa prova a sporcare questa palla, la palla arriva comunque a De Bruyne che arriva fino in fondo. Anghissa, palla per Rui, la dà Kvaratskhelia, dribbling di Kvaratskhelia, dentro per Victor Osimhen. La palla non passa, prova a ripartire il Galatasaray. Attenzione, palla dentro, se n'è andato Haaland, non proprio perché Lobotka recupera palla, la palla però finisce dall'altro lato. Nathan, palla per Rui, errore qui, chissà, Zielinski, bel recupero palla di Zielinski, dentro per Mario Rui, scende Rui, prova ad andare da Zielinski, poggia per Osimhen, dentro per Politano, si ferma Politano, dribbling di Politano, dentro per Pietro Zielinski che prova a crossare verso Osimhen, Ter Stegen, il lancio lungo, attenzione con Lobotka che prova ad andare centrale, Anghissa, recupera palla e Zielinski, perché Zielu, perché attenzione Maradona, ancora Anghissa, niente da fare, Nathan recupera questa palla solo parzialmente, cross in mezzo Meret, rilancio lungo di Alex Meret verso Osimhen che riesce a girare per Kvaratskhelia che mette giù questa palla, appoggia per Mario Rui che scende di gran carriera, Mario Rui scende ancora, Rui cross in mezzo, calcio d'angolo. Ah, l'ho messo mediano. Sì, ok. Forse un po' troppo schiacciato così. Zielinski, palla verso Rachmani, attenzione. Zielu verso Rachmani, troppo sul portiere, infatti Ter Stegen para, il lancio di Ter Stegen, attenzione, Zambo Anghissa, Nathan, attenzione Anghissa, palla per Politano, dentro per Osimhen, 1-2, ma Politano era rimasto inchiodato lì. Rachmani in chiusura su Neymar, niente da fare, Nathan colpisce di testa, Zielinski appoggia per Mario Rui ma Maradona lo anticipa alla grande, prova a tornare Anghissa, niente da fare, Zielinski torna su Hernandez che cross e mezzo, mamma mia Meret, è rimasto solo Haaland. Kvaratskhelia, Osimhen dentro per Kvaratskhelia, una giocata pazzesca quasi senza senso, se ne va Kvara che rientra, Kvaratskhelia per Osimhen, fuori gioco. L'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare. Mo lo faccio, Fra, mo lo faccio. Io non vorrei sembrare tossico, capito? Metto pausa ogni 30 secondi. Anghissa, palla per Mario Rui, Kvaratskhelia appoggia per Anghissa, Osimhen non volevo andare lì, ma non fa niente. Nathan non riesce a recuperare questa palla, penetra. Vantaggio Galatasaray, Neymar. Che passaggio, Fabio. Ci sono giocatori che vedono le cose prima che accadano. Ho capito. Chi è che non vorrebbe averli squadra? I compagni devono solo farsi trovare pronti. Gol per il Galatasaray. Ha segnato al 36esimo minuto numero 11. Osimhen, Lobo, palla per Nathan, Mario Rui dentro per Lobotka che appoggia per Osi, palla troppo debole, Osimhen non riesce ad arrivarci, niente da fare, Rachmani a colpire verso Zielinski, scende Zielinski dentro per Osimhen, tacco per Kvaratskhelia che pareggia subito, fece Kvaratskhelia, 1-1. Pareggia subito, qui c'ha Kvaratskhelia, invenzione di Osi e Kvara. Ostigard, palla per Meret che rilancia lungo Alex Meret verso Osimhen che prova a girarla, niente da fare. Mario Rui, Lobotka, palla per Rui, attenzione. Dentro per Lobo, dentro per Osimhen, niente da fare, attenzione Politano recupera una gran palla, Politano, fallo su Politano che si ruba un calcio di punizione davvero interessantissimo.
interessantissimo. Non so ancora come si cambiano i tiratori, non fa niente, andiamo con farli segnare a questo punto del primo tempo. Zielinski. Fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Davvero di un nulla, ragazzi. Non si darà per vinto, Fabio, ci riproverà. Davvero di un nulla. Pietro Zielinski. Ostigard contro Haaland. Pallone a sinistra. Attenzione, palla dentro. Ostigard che prova ad alzare questa palla verso Matteo Politano, che non riesce a contrastare di testa chiaramente Anghissà. Palla dentro, Anghissà, niente da fare. Zielinski allarga per Politano, niente da fare, perde palla Matteo. Rachmani, palla dentro Meret. Finisce il primo tempo 1-1, ragazzi. L'abbiamo ripresa alla fine con un gran gol di Kvaratskhelia. Dobbiamo fare molto di più però per provare a portarcela a casa. La partita abbastanza equilibrata fino ad ora. Gli avversari saranno sicuramente contrariati per il pareggio, ma la squadra Attenzione. ha spinto tantissimo nella seconda metà del primo tempo. Kvaratskhelia prova a scendere, palla dentro, Lobotka recupera palla. Scende Pasquale Lobotka dentro per Osimhen che di tacco va da Zielinski. Zielinski cerca dentro Victor che prova ad appoggiare per Politano, niente da fare. Attenzione, Anghissà può prendere posizione, l'appoggia per Osimhen che non riesce a recuperarlo. Attenzione, Maradona, Ostigard dentro Lobotka, appoggia poi per Nathan che allarga. Mario Rui cerca subito Kvaratskhelia che ha un po' di spazio. Kvara perso un po' di tempo, Kvaratskhelia che crossa in mezzo. Osimhen, che cazzo ha fatto Osi? Zielinski, attenzione, Lobo dentro per Kvaratskhelia. Zielinski, Osimhen, Ter Stegen, qui ce la siamo devorato il gol. Anghissà prova a tornare, Anghissà dentro verso Neymar che va a recuperare questa palla e la dà subito a Politano dentro per Victor Osimhen che prova ad andarsene. Victor dentro per Zielinski, gran palla per Kvaratskhelia, che gol! Kvicha Kvaratskhelia, doppietta per Kvicha Kvaratskhelia. Attenzione, Maronna santa, faccio sempre sti fat. Meret, mamma mia. Meret, rilancio lungo verso Victor, palla per Kvaratskhelia, appoggia per Mario Rui, la ridà Kvara, la palla non passa. Attenzione, palla dentro, Haaland. Mamma mia, Nathan. Appoggia per Mario Rui che la allunga ancora per Kvara, attacco per Rui, dentro ancora per Kvaratskhelia, gran palla, Kvara dribbling incredibile dentro per Osimhen che l'appoggia per Politano. Ho esagerato qui chiaramente, ragazzi. Mario Rui prova ad andare a chiudere lui, torna anche lui su Messi, mamma mia il maestro dentro per Osimhen che appoggia per Kvaratskhelia che l'alza per Osimhen, la palla non entra bene. Attenzione, serve qualche cambio. Aspetta che leggo, attenzione, Nathan, Haaland ancora per Neymar. Neymar fin dentro e mamma mia, Mario Rui la mette fuori Rui e Osimhen allarga per Politano, prova ad appoggiare, niente da fare. Attenzione, Neymar, palla per Haaland che è fuori gioco. La mia prima divisione, uno la fece proprio col 3-4-6 appunto con esterni centrali, due terzini, per crossare, ok. Intanto c'è bisogno di freschezza, soprattutto per Zielinski che è stanco. Mettiamo anche Ngong al posto di Politano, la mettiamo seconda punta lì e poi togliamo Zielinski, facciamo giocare Lindstrom e lo mettiamo CC. Ok, calma. No, è stanco Olivera, posso mettere Olivera al posto del maestro, che è stanco e CLS, può giocare Olivera? No! Come no? E allora lo metto. E allora Cirto. Basta Mario e Zielo, ok. Ok. In realtà faccio proprio così anche. Ok. E va bene così. Sto per un po' a spadere al posto di Kvara. Bene così. Vai. Ti devi comprare la carta nuova di Olivera e puoi fare il doppio ruolo. Ma non l'ho preso io. Non l'avevo preso. Forse no. Bah. Ricordavo di averlo.
Meret, rilancio lungo di Alex Meret verso Osimhen che prova a prendere posizione, tensione, palla verso Lindstrom, entra a fare grande Ostigard e poi Anghissà e poi Ostigard dentro per Mario Rui che prova a riappoggiarla dentro, perché Ostigard è uscito fino a là non si sa. Nathan, palla dentro, Meret, mamma mia, Anghissà e Lindstrom esce palla a piede, palla verso Mario Rui, perché non tolgo il dito dal cazzo della corsa. Attenzione Nunez, ci ha fatto un regalo con questo gol. Che talento! Bel gol, frutto di un ottimo contrattacco. Darwin Nunez, Hanno sicuramente lavorato bravo, perché la transizione tra momento difensivo e offensivo è stata veramente molto fluida. È la sua giornata, è appena entrato e va subito in gol. Come è entrato in partita, è stato un cambio veramente azzeccato. non lo so perché, ma proviamo una cosa diversa. Sì, esatto, proviamo una cosa diversa. Rombo a centrocampo, così, senza senso, di botto. Vai. Anghissà, palla per Traoré, tacco per Lindstrom, dentro subito per Ngong, scende Ngong, attenzione Ngong, dentro per Anghissà che prova ad alzarla, dietro per Osimhen, niente da fare. Attenzione Nathan, palla per Lindstrom, Anghissà, Lobotka, dentro per Osimhen, niente da fare. Niente da fare, provano ad attaccare loro ancora, palla per Rachmani che l'appoggia per Ngong, Traoré, Osimhen, palla per Ngong che prova a rientrare per Raspadori, niente da fare. Anghissà prova ad andare a chiudere su Pempé, niente da fare, torna anche Traoré, Haaland, attenzione Mar, tira a giro Meret. E poi Lobotka, palla larga per Raspadori, la palla non arriva a Raspadori ovviamente, attenzione, Pempé, cross in mezzo, dimmi che è mia, ok, messa dal fondo, Meret, rilancio lungo di Alex Meret verso Victor Osimhen che prova a spizzarla verso Lindstrom dentro per Ngong che l'ha ridato Osimhen che l'appoggia a Lindstrom che la dà Ngong, scende Ngong, Gonghe fermato prima del passaggio. Attenzione Lindstrom, Rachmani, Lindstrom verso Rachmani dall'altro lato che prova a metterla dentro, niente da fare. Osimhen, niente. Nathan, palla dentro, Lobotka, Ostigard, Rachmani, palla per Anghissà, Gonghe, Lindstrom dentro per Gonghe, gran giocata, attenzione Lindstrom prende questa palla, invece no, messa per loro, palla dentro, attenzione Ostigard, palla per Osimhen, Ngong fa correre Lindstrom che si ferma dentro per Ngong ancora, va dentro, ma che cazzo, no vabbè, vabbè, Pempé prova a chiudere, Pempé la mette fuori. Altro 2-2 ragazzi, secondo pareggio consecutivo. Ci ho provato alla fine ragazzi. Niente da fare. Aumentiamo un po', grazie.